Buonasera, benvenuti alla TG Sicilia. Vediamo i titoli del nostro giornale. Precipita da un'impalcatura alta 5 metri e perde la vita a Palermo. Muore un operaio di 40 anni. Indagini in corso per capire se l'uomo fosse lì per un sopralluogo, se stesse lavorando. Il presidente Renato Schifani visita le zone colpite dal ciclone Harry. Questo pomeriggio primo sopralluogo tra Taormina, Santa Teresa e Furcisiculo. Domani sarà la volta dei comuni del Catanese. Non faremo mancare le risorse, ha assicurato il governatore. Intanto nella Costa Cese si cammina sulle macerie. La mareggiata ha sventrato le case e cancellato ogni attività economica. Gli imprenditori sono scoraggiati e denunciano i ritardi del passato nei risarcimenti dopo le mareggiate. Il presidente Mattarella a Palermo nella sede di Fincantieri. Il capo dello Stato si è complimentato con gli operai dei cantieri navali. Domani sarà a Cefalù. A Caltanissetta l'opposizione chiede le dimissioni del sindaco Tesauro. Al centro del dibattito i suoi rapporti con il deputato Michele Mancuso e il suo braccio destro Lorenzo Tricoli, entrambi coinvolti in un'indagine della procura. Patrimoni da nababbi e redditi dichiarati incompatibili è il filo che lega due distinte operazioni antimafia di questa mattina con sequestri milionari. Calciomercato, il Palermo sempre più vicino a Jonsen. Dopo gli arrivi di Di Noia e Carnielutti, il Catania ha prolungato il contratto a Imenez fino al 2028. Domenica per i rossazzurri l'attesa sfida al Massimino contro il Cosenza. Andiamo a Palermo dove c'è stata una nuova morte sul lavoro. Precipita da un'impalcatura alta 5 metri. Da capire se questo operaio stesse facendo un sopralluogo oppure se avesse iniziato i lavori di ristrutturazione in un capannone di una ditta che vende biancheria e articoli per la casa. Giusy Lazzara. Il volo di 5 metri è stato fatale. Non c'è stato nulla da fare per Alessio Latargia, 40 anni, volato giù dall'impalcatura. I suoi colleghi lo hanno trovato già morto accanto al ponteggio che era stato montato a ridosso di un capannone in via Giafari a Palermo. Latargia lavorava per un'azienda esterna che era stata chiamata per la ristrutturazione del capannone che vende biancheria e articoli per la casa. Non è ancora chiaro se stesse facendo un sopralluogo o se avesse già iniziato i lavori. E per l'ennesimo incidente mortale ha aperto un fascicolo della Procura di Palermo che ha messo sotto sequestro l'area. Avviata anche un'indagine dei carabinieri e degli esperti dell'ASP. Si vuole accertare che il cantiere fosse in regola, che l'operaio indossasse tutti i dispositivi di protezione e l'impresa lo avesse assunto regolarmente. Nel dolore i familiari, lascia la moglie e 2 figli. Non si danno pace anche i colleghi, che lo ricordano come un gran lavoratore e un operaio esperto. Disposta l'autopsia sul corpo di Latargia per escludere un malore. E adesso apriamo la nostra ampia pagina dedicata naturalmente al dopo ciclone, perché il presidente Schifani, lo aveva annunciato ieri, ha iniziato a visitare i luoghi del disastro ed è partito dal Messinese. Infatti il primo sopralluogo è stato tra Taormina, Santa Teresa e Furcisiculo, proprio per rendersi conto dei danni. Il presidente ha assicurato che ci saranno delle risorse per aiutare tutti a rimettersi in piedi. Francesco Triolo. Mazzeo, Borgo Marinaro di Taormina, iniziata da qui la 2 giorni di sopralluoghi del presidente della regione Renato Schifani in Sicilia orientale, nei luoghi devastati dal ciclone Harry. Accompagnato dal capo della protezione civile regionale Salvo Cocina, Schifani ha fatto già partire la dichiarazione di emergenza per calamità che il governo avrà all'ordine del giorno la prossima settimana, ma intanto si è reso conto di persona dei danni, interi lungomari inghiottiti dalla furia del mare, lidi cancellati, un'industria del turismo al collasso, senza mare praticabile. Perché venire qui? Senza una risposta immediata, una reazione, il rischio è quello di vedere cancellate le prenotazioni negli alberghi che hanno programmato l'inizio della stagione ad aprile. Dico ai siciliani di avere fiducia nelle istituzioni, di avere fiducia nel governo regionale e nazionale, ai sindaci che hanno dato una grandissima mano di aiuto. Se c'è una cosa che mi sento di assicurare è quello che le risorse non le faremo mancare. Tra governo regionale e governo nazionale e rincorsa eventualmente a fondi più che europei, fondi extraregionali come l'FSC, il FERS, già siamo alla ricerca anche di questi fondi, troveremo le coperture. Da Mazzeo a Santa Teresa con una tappa anche a Furcisiculo.
Due paesi che hanno visto collassare il proprio lungomare dal vivo e peggio che in TV, dice, c'è la fognatura distrutta, ci sono i tubi dell'acqua portati via dal mare, ci sono i sottoservizi tranciati, c'è insomma un territorio al collasso. Intanto c'è una nota di Palazzo Chigi, il Consiglio dei Ministri lunedì delibererà la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori colpiti dall'eccezionale ondata di maltempo che ha colpito il Sud Italia, in particolare per il passaggio del ciclone Harry, anticipando un iniziale stanziamento per far fronte alle immediate necessità e garantire i primi ristori, in attesa di avere una compiuta e complessiva valutazione dei danni. Lo ha annunciato la Premier Giorgia Meloni, come ha reso noto appunto Palazzo Chigi, presiedendo oggi pomeriggio presso la sede della Protezione Civile a Roma una riunione sui danni che sono stati appunto provocati dal passaggio di questo ciclone. Circolazione ferroviaria in ripresa intanto in Sicilia. Trenitalia comunica che domani sarà riaperta la tratta Taormina-Catania-Siracusa, a pieno regime anche la Palermo-Catania, riattivata progressivamente da ieri. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono già al lavoro tra Giampilieri e Taormina per rimuovere detriti e oggetti di varie dimensioni trasportati dal mare sui binari e per ripristinare le infrastrutture ferroviarie danneggiate dalle mareggiate. Stanno per aprirsi i cantieri per la completa ricostruzione di ampi tratti di rilevato ferroviario tra Giampilieri e Aliterme, Ascaletta, Sant'Alessio, Letojanni e Taormina. Andiamo nella Cese, a Santa Tecla. Si cammina sulle macerie. Il ciclone ha sventrato le case e cancellato ogni attività economica. Gli imprenditori sono scoraggiati, contano i danni, ma allo stesso tempo si ricordano anche dei ritardi nei risarcimenti che sono avvenuti negli anni passati proprio dopo le mareggiate. Eva Spampinato. Qui ci sono molti sacrifici della mia famiglia, sacrifici miei per tanto denaro. Sono le lacrime di chi sa che non potrà tornare a lavorare presto, forse mai più. Non è catastrofismo, è dura realtà. Giuseppe Musumeci è un giovane imprenditore che aveva investito tutto in questo bed and breakfast affacciato sulla scogliera di Santa Tecla. Ecco cosa ne è rimasto. Le onde hanno superato anche quel tetto, il tetto di quella mansarda, arrivando dall'altro lato, vedete, i vetri sfondati. C'è una spiaggia livellata dove la gente veniva chiaramente a fare il bagno, invece l'onda praticamente con l'intensità faceva da rampa, questi piedi facevano da rampa e andavano a colpire i muri delle case, quindi che in fondo sono arrivati fino là sotto. Nei giorni del ciclone Giuseppe ha mandato via ospiti americani e alle richieste booking che continuano ad arrivare sul suo telefono per i prossimi mesi non sa cosa rispondere. Le prenotazioni arrivano, ci sono, ma tutto attorno non esiste più un indotto turistico. A Santa Tecla si cammina sulle macerie. Le onde sono entrate, hanno sfondato letteralmente muri, porte, finestre e sono andate addirittura dall'altro lato, sfondando i vetri della parte opposta della casa. Gli imprenditori sono sfiduciati perché mentre si chiede loro di rialzarsi, i risarcimenti per l'ultima mareggiata non sono mai arrivati. Da imprenditori siamo sempre pronti a rialzarci, ma pensate un po' che 3 anni fa c'è stata un'importante mareggiata, nonostante abbiamo reinvestito, ricostruito, abbiamo preparato tutte le modulistiche, questi soldi arriveranno, qualcuno vi aiuterà, ma ancora nessuno mai ci ha aiutato. Abbiamo fatto tutto, la perizia di cose, forse proprio in questo momento stanno chiamando un pochino per vedere di risarcire qualcosa di 3 anni fa? 3 anni fa, esatto. Ogni giorno di fermo qui è un danno che non si vede ma pesa e scoraggia. Loro in qualche modo non hanno più intenzione di continuare. Io naturalmente farò di tutto per farlo continuare. E dopo la tempesta, lo avete visto nei nostri servizi, è tempo di conta dei danni, ma anche di polemiche. Il presidente di Natura Sicula Monreale ha parlato al nostro telegiornale e ha detto che la maggior parte dei danni provocati dal ciclone Harry sulla costa potevano essere evitati, ricordando tra l'altro che in Sicilia è vietato costruire entro i 300 metri dalla costa, dal mare. Servono più controlli, ha detto. Lo sentiamo nel servizio di Francesca Loi.
Nella Sicilia devastata dal ciclone Harry ci si vuole rialzare al più presto. Da Messina a Siracusa, passando per Catania, sul litorale c'è la distruzione, che secondo gli ambientalisti in parte poteva essere evitata. La furia del mare ha sventrato tutto: case, negozi, lidi, strade. Le costruzioni troppo vicine al mare sono innaturali, perché quello non è l'habitat dell'uomo, quello è l'habitat del mare. Per cui insomma aver insistito, sanato, le responsabilità voglio dire sono tante, non solo di chi ha costruito ma anche di chi ha consentito che si costruisse. L'unico dato positivo è che non si contano vittime, soltanto danni materiali che però superano il miliardo di euro. Il problema è che non sono state rispettate quelle norme che avrebbero evitato di avere questi danni e soprattutto di dover poi destinare fondi pubblici per la ricostruzione. Adesso, passato l'occhio del ciclone, è il momento della ricostruzione, ma sarà fondamentale fare tesoro di quanto accaduto, perché secondo gli esperti i fenomeni meteo estremi saranno sempre più frequenti. In Italia le costruzioni devono stare ad almeno 150 metri dalla costa, in Sicilia addirittura 300 metri. Ovviamente quando si parla di infrastrutture qui il discorso della distanza è relativo, ma per l'edilizia privata, per pub, per solarium eccetera, se devono essere delle strutture fisse, queste devono stare a sufficiente distanza dalla costa. Andiamo a Porto Empedocle, dove il ciclone invece ha danneggiato la condotta a mare del nuovo dissalatore. Adesso un tratto del tubo che si è spezzato vaga in mare e rappresenta un pericolo per la navigazione. Ci dice tutto Davide Sardo. Un colpo improvviso del maltempo mette sotto pressione un'infrastruttura strategica per il territorio. Il passaggio del ciclone Harry ha colpito l'ultimo tratto del prolungamento della condotta di scarico a mare del dissalatore di Porto Empedocle in funzione dello scorso periodo estivo. La violenta mareggiata ha sganciato dal fondale gli ancoraggi della struttura. Dalle immagini si vede il tubo emergere dall'acqua. Una parte si è spezzata ed è attualmente vagante nelle acque antistanti, mentre la restante parte rimane collegata alla battigia e galleggia pericolosamente in prossimità dell'impianto. Questa situazione rappresenta un pericolo immediato per le imbarcazioni, comprese quelle da pesca e di servizio, e mette a rischio la sicurezza dell'area portuale. La ditta esecutrice dei lavori è stata allertata, ma le condizioni meteomarine avverse non consentono interventi di recupero in sicurezza. Cambiamo argomento. Oggi visita del Capo dello Stato a Palermo nella sede di Fincantieri. Vediamo il servizio. Oggi la visita alla Fincantieri di Palermo per la cerimonia di celebrazione della storia del cantiere navale del capoluogo. Domani invece a Cefalù per presenziare in cattedrale al convegno Mediterraneo, Mare di Pace. Agenda palermitana per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Al suo arrivo nello stabilimento Fincantieri il Capo dello Stato si è soffermato col governatore della Sicilia Renato Schifani, chiedendo ragguagli sui danni provocati dal ciclone Harry. Una visita significativa quella di Mattarella ai cantieri navali della sua città natale, una visita che assume anche il valore di riconoscimento delle lotte portate avanti negli anni dalle lavoratrici e dai lavoratori. Lo spirito del cantiere che si trasferisce da generazione in generazione, il senso di appartenenza delle maestranze, che in questo cantiere è sempre stato molto alto, ed è questo spirito che ha accompagnato e sorretto l'alta professionalità che ha sempre caratterizzato questo cantiere e che oggi trova, grazie a Fincantieri, prospettive così ampie, così rinnovate e rilanciate. Il presidente Mattarella si è poi complimentato con alcuni operai della Fincantieri. Complimenti per i risultati straordinari e eccellenti dovuti alla vostra opera, ha detto il Capo dello Stato. A Caltanissetta l'opposizione ha organizzato una conferenza stampa per chiedere le dimissioni del sindaco Tesauro. Al centro del dibattito i suoi rapporti con il deputato Michele Mancuso e il suo braccio destro Lorenzo Tricoli, che ricordiamo sono coinvolti in un'indagine della Procura. Il servizio di Rita Cinardi.
2 deleghe sarebbero state conferite dal presidente del Libero Consorzio e sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro a Lorenzo Tricoli per la partecipazione a riunioni degli ATO CL1 e CL2 e quanto denunciato oggi in conferenza stampa dalla consigliera comunale e provinciale di Caltanissetta Annalisa Petitto, che con il deputato regionale Ismaele Lavardera e il coordinatore regionale di Progetto Italia Carmelo Miceli hanno chiesto le dimissioni di Tesauro. Quest'ultimo, come ribadito oggi, è politicamente legato al deputato regionale Michele Mancuso e a Tricoli, coinvolti nell'inchiesta sull'organizzazione di eventi nel Nisseno e per i quali la procura ha chiesto al GIP gli arresti domiciliari. Secondo la consigliera Petitto, Tesauro avrebbe delegato Tricoli, già condannato in via definitiva nel 2023 per bancarotta fraudolenta, a rappresentare la provincia in importanti riunioni. Il sindaco e presidente della provincia Tesauro ha dato le chiavi in mano della provincia di Siena a Lorenzo Tricoli, finanche delegandolo a partecipare all'ATO CL2 in Gera e all'ATO CL1. La Verdera ha parlato di un sistema che coinvolgerebbe anche la sanità, tirando fuori una busta ironizzando su una presunta mazzetta di 2.000 euro sequestrata dalla polizia durante le perquisizioni nell'auto della moglie di Mancuso. Io sostanzialmente ho presentato e presenterò in aula questo foglio all'onorevole Mancuso perché evidentemente non si comprende come mai nella sua macchina c'era il nome di un paramedico che doveva essere trasferito da un'ASP a un'altra. C'è poco da ridere, questa è una vicenda clamorosa. La smettano tutti i politici e deputati regionali di utilizzare la sanità come se fossero cosa loro, che la sanità non è cosa loro, è dei cittadini. La Corte d'Appello di Palermo ha confermato la condanna a 14 anni per associazione mafiosa inflitta in primo grado a Rosalia Messina Denaro, sorella del boss appunto Matteo Messina Denaro. I giudici non hanno però accolto l'appello del PM sulla contestazione alla donna del ruolo direttivo in Cosa Nostra. La Corte ha anche disposto la confisca del denaro sequestrato all'imputata, fatta eccezione per l'argenteria di famiglia. Patrimoni da nababbi e redditi dichiarati incompatibili. È il filo che lega due distinte operazioni antimafia di questa mattina con sequestri milionari. Una mattinata segnata da 2 importanti operazioni antimafia in Sicilia, entrambe mirate a colpire patrimoni ritenuti di origine illecita e riconducibili a soggetti vicini a Cosa Nostra. A Caltanissetta la Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento di sequestro nei confronti di un uomo di 49 anni pluripregiudicato. Le indagini patrimoniali hanno evidenziato una forte sproporzione tra i redditi dichiarati e il patrimonio accumulato negli anni, soprattutto a partire dal 2005, ritenuto frutto di attività illecite legate in particolare allo spaccio di droga. Sequestrati 4 immobili tra Caltanissetta e le Marche, società e attività commerciali, oltre a conti correnti bancari per un valore complessivo di circa 1 milione di euro. Sempre oggi un secondo e distinto provvedimento è stato eseguito dalla Direzione Investigativa Antimafia. Il Tribunale di Caltanissetta ha disposto il sequestro patrimoniale nei confronti di un imprenditore ennese con precedenti per estorsione aggravata dal metodo mafioso e ritenuto contiguo a Cosa Nostra. In questo caso il sequestro ha riguardato una società edile, una ditta agricola, fabbricati, terreni, autoveicoli e numerosi rapporti bancari per un valore stimato di circa 1.200.000 euro. Per l'uomo è stata disposta anche la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per 3 anni. 2 operazioni distinte ma unite dall'obiettivo di sottrarre risorse alla criminalità organizzata e tutelare l'economia sana del territorio. E adesso parliamo per un momento di noi, dal disastro del ciclone Harry a tutto il racconto dell'anno appena trascorso. L'informazione sulle pagine social di Antenna Sicilia e Telecolor ottiene un seguito in continua crescita. 420 milioni di visualizzazioni e 7 milioni di interazioni nel 2025. A tutti voi va il nostro grazie. Sono drammatici i primi bilanci dei danni causati dal ciclone Harry. Il 2026 si apre con il racconto social dei giorni difficili in una Sicilia devastata dal ciclone Harry. I video e i reel, le immagini forti sono arrivate al pubblico in un abbraccio di condivisione continua. Il bollettino meteo che abbiamo ricevuto pochi minuti fa ci dà un peggioramento delle condizioni del mare e del vento con un mantenimento di questa situazione fino alle 23. Dirette, post, aggiornamenti, messaggi e segnalazioni in questo inizio di anno sono il proseguo di un 2025 che ha registrato numeri in continua ascesa per i social di Antenna Sicilia e Telecolor. 420 milioni di visualizzazioni, un aumento impressionante per le interazioni che hanno raggiunto i 7 milioni.
Ben il 735% solo nel 2025. Il pubblico ripaga a suon di click e like un'informazione che sa adeguarsi ai tempi, diventando sempre più giovane. Come sempre più giovane il pubblico che ci segue da casa. Si amplia infatti il range dei telespettatori, dai giovanissimi ai sempre fedeli. TikTok, Instagram, Facebook, un team social costantemente al lavoro, una continua condivisione di argomenti inediti, l'informazione e la cronaca vicina anche alla generazione Z. E poi lo sport con prodotti diventati virali. Il primo contatto con un fatto di attualità avviene attraverso un contenuto visto sui social, come un breve video, un meme, una storia, uno screenshot ricondiviso, e la nostra TV, ammiraglia regionale, non resta indietro. Solo nel 2025 un aumento di 200.000 followers, 200.000 persone che seguono le pagine, che interagiscono sentendosi parte di una grande community. Ci fermiamo per una breve pausa, ritorniamo tra poco per parlare di calcio e degli ultimi colpi di mercato. Vi aspetto. Bentornati, adesso il calcio, vigilia di partita per il Palermo che domani al Braglia affronterà il Modena. Sul mercato invece sono ore decisive per la definizione dell'acquisto di Jonsen. Sentiamo Marco Gulla. La giornata di domani potrebbe regalare uno strappo importante al Palermo. Rosanero che saranno impegnati alle 17:15 a Modena dopo che le dirette concorrenti per la promozione, ovvero Frosinone, Venezia e Monza, hanno terminato le rispettive gare da poco. Rosanero che sperano nei passi falsi delle competitor per poi fare il pieno di adrenalina in vista del match del Braglia. Il campionato infatti è già arrivato ad un punto in cui si inizia a guardare anche i risultati di chi è avanti in classifica. Il Palermo al Braglia contro un Modena coriaceo e sicuramente insidioso non può permettersi passi falsi. La vittoria sullo Spezia ha ridato entusiasmo alla ciurma di Inzaghi, che adesso deve solo continuare a fare bene. Inzaghi ha un solo dubbio per la formazione: sulla tre quarti. Gyasi contro lo Spezia non ha convinto, probabile un ritorno di Leduaron assieme a Palumbo alle spalle di Poyampalo, poi tutto confermato. Mercato si avvicina sempre più Jonsen dalla Cremonese, a fare ormai addirittura d'arrivo prossima settimana la possibile definizione. Flebili speranze anche per Tramoni del Pisa. Dani Mota ha detto sì ai rosanero, ma il Monza tentenna non è una trattativa semplice. Adesso la Serie C, dopo gli arrivi di Di Noia e Carnielutti, il Catania ha prolungato il contratto a Jimenez fino al 2028. Domenica intanto l'attesa sfida al Massimino contro il Cosenza. Sentiamo Sergio Colosi. Caleb Jimenez è un calciatore del Catania fino al 30 giugno 2028, come già anticipato dai nostri TG e nelle trasmissioni sportive. L'accordo contrattuale è stato formalizzato nella lunga vigilia della sfida al Massimino contro il Cosenza. Jimenez quest'anno 20 presenze e 3 assist, ha anche segnato 3 gol. Catania è ancora molto attivo sul mercato, perché quanto fatto finora non basta, considerato che tra infortuni e squalifiche Toscano ha sempre difficoltà. Già chiuse altre 2 operazioni, perfezionato l'accordo fino al 2028 con Riccardo Carnielutti, difensore di 26 anni proveniente dal Crotone, 21 presenze e 1 gol nel torneo in corso. Scuola Roma, in precedenza ha vestito le maglie di Giuliano, Monopoli, Gelbison, Potenza, Fano e Modena, totalizzando quasi 200 presenze in Serie C. Chiuso l'ingaggio fino al 2027 con un ex centrocampista del Trapani, il 31enne Giovanni Di Noia. I 2 nuovi acquisti si sono già aggregati al gruppo. Per domenica intanto debutto quasi scontato per Mirko Miceli. La squalifica di Pieraccini infatti lascia Toscano con gli uomini contati dietro, con l'ex Monopoli pronto a giocare piuttosto che trovare una soluzione alternativa come l'arretramento di Guaini. Miceli si allena da qualche giorno con la squadra, quindi non dovrebbe avere grandi problemi ad integrarsi immediatamente. Dovrebbe essere questa la novità più rilevante nella formazione rossa-azzurra. Intanto c'è una notizia che riguarda sempre il Catania, perché l'incasso di Catania-Cosenza in programma domenica al Massimino sarà devoluto alle persone e alle attività commerciali colpite dall'ondata di maltempo che si è abbattuta in Sicilia nei giorni scorsi. Ad annunciarlo è lo stesso presidente della società rossa-azzurra, Rosario Pelligra.
Ci fermiamo per un'altra pausa, ritorniamo tra poco con gli ultimi aggiornamenti. Sono presumibilmente morte al largo delle coste di Lampedusa, secondo le recenti ricostruzioni, le due gemelline di 1 anno della Guinea, dopo che l'imbarcazione sovraffollata su cui viaggiavano è stata messa a dura prova dal ciclone Harry, appunto, che si è abbattuto sul Mediterraneo. Lo dice Nicola Dell'Arciprete, coordinatore Unicef. Le due bambine viaggiavano in un'imbarcazione di ferro lunga appena 9 metri che era partita da Sfax in Tunisia mercoledì 21 gennaio. Dopo quasi 2 giorni di navigazione in condizioni naturalmente difficili, 61 persone, una delle quali è poi morta, sono state salvate dalla Guardia Costiera. Ci fermiamo con questa notizia, grazie per averci seguito, a tutti voi un buon proseguimento di serata.